Invitiamo Brugnaro a prendere atto di quello che sta accadendo e chiedere le dimissioni dell'assessore alla mobilità e trasporti, Renato Borasso. È per questo che allora invitiamo e ci auspichiamo queste dimissioni. Se non lo faranno loro saremo noi a chiederle dal Ferrofini. La crisi del trasporto pubblico veneziano arriva in regione. Jonathan Montanariello, consigliere regionale del Partito Democratico, ma anche dipendente della CTV, è categorico. O Brugnaro toglie la delega all'assessore alla mobilità, oppure la richiesta di dimissioni arriverà direttamente da lui, che la farà in Consiglio regionale, a fronte di quella che definisce una gestione politicamente disastrosa e lesiva per la vivibilità, la dignità e l'economia della città. Dipendenti stagionali lasciati a casa, code interminabili sui pontili, servizi esternalizzati a chi ha meno capienza di trasporto. Questo è quello che sta accadendo in questi giorni a Venezia nel trasporto pubblico. È inutile fare la promozione dei nostri territori se una volta arrivati a Venezia dopo imbattono in queste scene caotiche e paradossali. Per questo credo che chi è alla guida di tutto questo deve assumersi le proprie responsabilità politiche. Oltre a questo, Montanariello sottolinea lo stato di tensione creato in città da disservizi che hanno messo l'uno contro l'altro cittadini, lavoratori e turisti, fatto che definisce di una gravità inaudita. Chi amministra la città si deve assumere la responsabilità di aver messo in piedi un vero e proprio assalto al servizio pubblico, andando a rompere quelli che erano gli importanti e delicati equilibri che tenevano insieme le esigenze della città, le esigenze dei lavoratori, le esigenze dell'azienda, un equilibrio che dava importanti risposte e un ottimo servizio a quella che era la comunità e la collettività veneziana e il servizio offerto ai turisti che arrivavano nella nostra città.